se lui davvero ancora pensa che noi abbiamo un Premier sotto ricatto. Guardi, alcuni dati che sono usciti sul Premier, mi riferisco alle foto di Villa Certosa, mi riferisco anche a una certa facilità con cui delle persone di sesso femminile hanno potuto carpire immagini e suoni alla sua residenza privata, con cui sono state fotografate, con cui è stata data notizia di voli di Stato che sono assolutamente riservati, che partivano e che atterravano. Io che ci sia qualcuno in appostamento all'aeroporto di Elmas o in altri aeroporti ad attendere che arrivino gli aeroplanini della Presidenza del Consiglio ci credo poco. Alla base di tutto, come è stato per l'attentato a Giovanni Falcone, che volava su un volo analogo, c'è sempre l'informazione. L'informazione è l'aspetto più pericoloso dell'esplosivo, della miscela, della dinamite. Ed è l'informazione che determina la possibilità di fare o non fare qualcosa e di farla al momento giusto. Quindi è chiaro che chi si trova nella condizione di Berlusconi rischia più di ogni altro di essere sottoposto al ricatto. Tra l'altro l'intervista che lei citava parte con una considerazione: chi di servizi ferisce, di servizi perisce. Okay. Quello con i servizi è come il patto col diavolo della mitologia tedesca. Ha accettato il patto col diavolo, lui ti dà l'eterna giovinezza, però poi viene e ti chiede l'anima. Io penso che il diavolo prima o dopo arriverà da Berlusconi. Un commento su questo, il patto faustiano con i servizi, tra istituzioni e servizi. Lei più volte ha chiesto, anche di recente, che il governo rendesse conto di qualunque attività in cui in qualche modo fosse stato chiamato il ruolo dei servizi. Lei pensa che effettivamente noi ci troviamo in una situazione di allerta, in una situazione in cui dobbiamo stare molto bene attenti su quelli che sono i ricatti che attraversano le istituzioni in questo momento? Sono molto attenta con le parole, senatore, mi scusi, anche lei, Genchi. Ma guardi, io penso che l'Italia abbia dei servizi segreti sostanzialmente leali e democratici e diretti da persone leali e democratiche. Penso che esistano delle zone di confine, delle zone grigie su cui invece bisogna avere molta attenzione. E penso che lì si possa annidare il pericolo per il nostro Paese. Io esamino queste cose dalla mia posizione di parlamentare, quindi posso dare esclusivamente un giudizio politico. Certo. E noto che la macchina del fango effettivamente è una protagonista del nostro tempo. Ecco, una zona grigia. Lo registro. Vede, mi faccio aggiungere solo una cosa. Genchi, quando parla del fattore tempo, dice una cosa corretta. Della vicenda Fini, l'aspetto singolare è che la campagna contro Fini è iniziata esattamente nel momento in cui lui ha assunto una posizione politica avversa al Presidente del Consiglio. Quindi io non so di dossieraggi o di confezione di dossier, però registro che è iniziata una campagna selvaggia contro un obiettivo politico nel momento in cui un leader politico ha assunto una determinata posizione. Bene, avete usato però la stessa parola, le stesse parole che per certi versi, viste le distanze insomma anche di politica, è già di per sé significativo. Lei ha parlato di zone grigie è esattamente il termine che spessissimo Genchi ha usato in passato. Ci potete aiutare, per favore, noi che vorremmo disperatamente capire, a definire questa zona grigia? Cominciamo da lei, Genchi. Chi è la zona grigia? Guardi, nelle attività di indagine che io in vario modo ho partecipato fino a quando me ne hanno dato la possibilità, indagini che hanno portato anche grandi risultati, non solo con l'arresto degli indagati ma anche col sequestro di ingenti quantitativi di denaro, l'ultima indagine della Procura di Roma su Fast, Web Telecom. Bene, risponda proprio. Ecco, le zone grigie sono quelle in cui non c'è il capo dei servizi segreti a cui magari tutti noi pensiamo, o gli apparati che noi incontriamo nelle cerimonie o che l'onorevole Zanda può incontrare in Parlamento o in Commissione, che sentono, che riferiscono sui problemi del Paese. I servizi di sicurezza e tutti gli apparati di cui si avvalgono i servizi di sicurezza sono il risultato, diciamocelo chiaramente, onorevole, penso che lei potrebbe anche confermarlo, di una sovrapposizione di strati.
Cioè ogni maggioranza politica, ma anche ogni compagine politica, pur variando le maggioranze, ha aggiunto all'interno dei servizi propri uomini. Quindi noi abbiamo delle pareti che sono state imbiancate o verniciate con colori diversi. Possono piacere, non possono, io non faccio valutazioni di merito. Sì. Magari per coprire un colore che non piaceva più se ne è messo un altro. Ecco, queste pareti si sono ingrossate, per cui l'intonaco è diventato piuttosto ingombrante e rischia di entrare in conflitto nei vari strati. Ecco, probabilmente sarebbe necessario scrostare queste pareti, cioè attribuire e conferire ai servizi di sicurezza quella finalità democratica, che deve essere di assoluta riservatezza ma di assoluta garanzia sotto il profilo del controllo democratico. Sì. Questo è il punto. Senatore. Perché già basta, ad esempio, in un'indagine, l'ultima che stavo partecipando, io ho trovato, lo posso dire perché fa parte del procedimento a mio carico per aver acquisito i tabulati di appartenenti ai servizi segreti, che ora si sta vedendo quello che stanno facendo, ho trovato dei contatti per esempio con Walter Lavitola. Cioè noi non è che volevamo arrestare Lavitola o arrestare il funzionario che poi questo governo ha portato ai servizi di sicurezza. No, volevamo chiedergli perché vi sentite. Che ragione avete? Magari saranno tifosi della Roma. Speriamo di avere qui Lavitola come contraddittorio, diciamo ai dirigenti Rai che ci piacerebbe intervistare Lavitola. L'indagine non è l'intervento chirurgico col quale le aprono la pancia, è la radiografia, è l'analisi. Senatore, lei è d'accordo con questa analisi di Genchi? Ah, guardi, io così, da lettore di giornali vorrei essere più preciso. L'archivio di Pio Pompa era zona grigia, il dossieraggio della security di Telecom era zona grigia. Quel piccolo grande esercito fatto di confidenti, trafficanti, depistatori, doppiogiochisti, che in tutto il mondo gravita in questi ambienti, quella è zona grigia. Ecco, con una differenza però, se mi permettete voi due. La differenza è che questo mondo esiste da sempre. Il sistema che lei ha raccontato, Genchi, è, come dire, come lei dice, tante mani di vernice, quindi è lungo negli anni. Però noi sappiamo che la vita di questo paese, la vita istituzionale di questo paese è in realtà sotto attacco dalla macchina del fango da una data precisa, che è la data di quando tutto è cominciato, ci sono cominciate le serie di rivelazioni. La data io la farei il 26 aprile, naturalmente, la visita del Premier a Casoria, dove è cominciata, diciamo, una serie di rivelazioni le cui fonti non sono abbastanza chiare. Questa mia interpretazione vi convince o no? Perché la mia idea è che c'è un intero ultimo anno e mezzo, l'intera vita del governo Berlusconi comincia a essere condizionata non solo per i nemici di Berlusconi ma anche per Berlusconi stesso da questa macchina del fango. Cominciamo stavolta dal senatore. Senatore, lei è d'accordo su questo? Beh, sostanzialmente sono d'accordo con lei. Guardi, c'è da parte del nostro Presidente del Consiglio una condotta che lo pone potenzialmente in condizioni di ricattabilità. Cioè quando si riceve a casa propria, che tra l'altro lui ha trasformato in sede del governo, si ricevono persone non conosciute, portate da altri, si consente che vengano introdotti registratori, macchine fotografiche, in un luogo dove circolano i dossier governativi, cioè i fascicoli del governo, i libri delle firme del Presidente del Consiglio, dove transitano ministri, dove presumibilmente vi sono anche carte molto riservate. Ecco, questo tipo di comportamento è molto più che imprudente. Io ricordo sempre che in Gran Bretagna negli anni 60 il ministro Profumo venne licenziato per molto meno, per una breve relazione con una Lei è buono ragazza, però, quindi... da una versione positiva secondo me, senatore. Invece è possibile, Genchi, una versione diciamo un po' più aggressiva di questa storia, cioè è possibile anche che qualcuno voglia fregare il Premier.
Beh, Genchi. su questo secondo me no, No. mi consenta no. No, finisce l'agronomotrista sono io. Cioè, noi possiamo ipotizzare perché dobbiamo dargli anche un po' di, Ma questo è un po' quello di che abilità dice lo a questi stesso, spioni. è quello a che questi- dice lo perché- stesso perché, ambiente intorno non c'è al niente, Premier. non c'è niente da andare a carpire, perché è lui che se li ha portati a casa e li ha fatti entrare e quello ha ripreso, quindi mi pare che il problema è chiuso, cioè chi accetta i rapporti a rischio è consapevole di quelle che poi sono le conseguenze, questo è il punto. Io penso che Berlusconi per i fatti suoi, tra l'altro io non condivido nemmeno l'attacco politico che gli è stato fatto, l'attacco giornalistico che alla fine secondo me l'ha rinforzato anche sul piano politico perché gli ha dato anche un'impressione esterna probabilmente di quello che nemmeno è, perché poi anche, torniamo pure al punto religioso, mi consenta, ma per me è un fatto importante, la morale, perché la morale è qualcosa che magari non è regolata dal codice penale ma è regolata da una serie di leggi e di regole che si danno ai cattolici, cioè chi fa queste cose viene considerato un lussurioso, Dante lo porta in un cerchio dell'inferno. Sì, io però voglio semplicemente stare alle questioni diciamo politiche. La storia del complotto io la sollevo per due ragioni. Uno, perché se c'è una macchina del fango è improbabile che sia unidirezionale. Ma quale complotto? Quello si è portato una ragazza a casa che si è divertita col telefonino. L'altra cosa, e diciamo, poi... il complotto, ne parla l'ambiente stesso di Berlusconi per spiegare per esempio anche una serie di